Allora, le indagini sui cinesi sono particolarmente complesse in Italia per diversi fattori, per una scarsa collaborazione delle vittime stesse, per cui l'ispettore del lavoro, il carabiniere in particolare, ma questo vale anche per altre etnie, cerca di instaurare subito un rapporto empatico, infatti effettuano le attività ispettive con l'abito borghese e non in uniforme, perché spesso chi è vittima di questo reato in realtà fugge anche da sopraffazioni e da atteggiamenti delle forze di polizia degli stati d'origine che sono in realtà a loro stesso dei criminali, sono loro stessi dei criminali. Questo comporta che dobbiamo raggiungere subito un rapporto di empatia con la vittima. Con le etnie cinesi è particolarmente reso difficile anche dai problemi della traduzione della lingua, non ci sono molti interpreti che ci possono aiutare in questo ambito, e comunque è molto diffuso e non più solo in regioni come la Toscana, inizialmente coinvolta già ormai da oltre 30 anni da questo fenomeno, il fenomeno dello sfruttamento dei connazionali negli opifici cinesi, lì dove troviamo ormai nel milanese piuttosto che nel napoletano, nella Val Vibrata piuttosto che in altre parti d'Italia, dove l'imprenditoria cinese, quella meno corretta, di fatto sfrutta i propri connazionali, spesso anche per mancanza di consapevolezza di quella che è la normativa nostra interna, per cui per loro magari lavorare 12 ore al giorno può essere una cosa normale, sappiamo che per la legge italiana questo non è consentito perché siamo appunto in un caso di sfruttamento.